Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. It's like that. It's like that. Amiche e amici di Beppi TV, una buonasera e ben ritrovati a D-Time. Siamo tornati dopo la pausa per il torneo di Viareggio che ci ha visto appunto saltare la puntata di settimana scorsa, inevitabilmente vista la pausa. E siamo tornati a parlare di Girone B, che ci ha raccontato tanto in questo weekend. Ci sono state partite molto importanti per la testa del campionato, ma anche in fondo, notizie di esoneri, tante cose di cui parlare. Lo farò con i miei soliti compagni di squadra che mi raggiungeranno fra poco, ma lo farò soprattutto con due ospiti speciali. Angelo Panatti, protagonista di giornata, trequartista, esterno attacco della Folgore Caratese. Buonasera Angelo. Ciao. E con me anche Alessandro Maspero, centrocampista della Trizium, buonasera. invece un altro protagonista di giornata. Intanto che aspettiamo i miei compagni di squadra, vi chiedo a voi come si sono comportati i vostri compagni di squadra e come vi siete comportati voi. Angelo, partiamo da te. La Folgore va bene, avete vinto ancora 2-0, tu sei finalmente tornato al gol, me lo dicevi dietro le quinte. Che stagione è stata per te questa in generale e che partita è stata quella di ieri, mentre le immagini ci accompagnano nel raccontarla? Allora, a parte dicendo la partita di ieri, secondo me è una delle più positive dell'anno, soprattutto il primo tempo, perché comunque contro una squadra che lotta per vincere abbiamo dimostrato che gli abbiamo dato filo da torcere e siamo riusciti a vincere. Poi per quanto riguarda me era iniziata benissimo, purtroppo ho avuto questo infortunio che si è fatto un po' fatica a capire cosa fosse realmente. E ho perso quasi 4 mesi, però dai, adesso guardiamo il presente, sono contento di essere tornato e
sto iniziando a stare decentemente adesso, dai. Ma è stato un momento particolare quello del gol che guardiamo proprio in questo momento. Ah no, sì, questo è esattamente il gol. Sì, sì. È stato un momento particolare quando sei tornato al gol? Cioè, hai sentito un'emozione particolare visto appunto la stagione travagliata che hai dovuto affrontare quest'anno? Sì, 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 è stata una liberazione perché era praticamente un giro, forse un girone e una partita che non segnavo. Esatto. Quindi è stata una liberazione, sono contento. Dai, adesso spero di continuare a farne, di non aspettare l'anno prossimo a segnare il prossimo, dai. Nello spogliatoio cosa vi dite? Stanno correndo troppo in avanti? Cioè non la guardate la classifica? No, adesso secondo me noi dobbiamo guardare partita dopo partita, dobbiamo pensare in primis in questo momento a salvarci, poi quello che raggiungeremo poi, ripeto, guarderemo domenica dopo domenica. Sicuramente con queste prestazioni penso ci possiamo togliere qualche soddisfazione. Qualche soddisfazione se la sta togliendo anche la Trizium che finalmente sta riuscendo ad ingranare. 2 settimane fa la vittoria col Piacenza, questa volta è arrivato un pareggio contro la Castellanzese, nel mezzo c'era stata una sconfitta con la Varesina che però ci poteva tutto sommato stare. Alessandro, c'è un altro clima nello spogliatoio rispetto a qualche mese fa? Sì, sicuramente adesso abbiamo acquisito un po' più di consapevolezza dei nostri mezzi. Sappiamo che adesso abbiamo tutte le carte in regola per provare e sicuramente ci riusciremo a salvare. Avevamo prima qualche problema, Mi piace sto piglio, soprattutto a comunque livello sicuramente numerico. ci salveremo. Bene. A livello numerico avevamo tanti infortuni, adesso pian piano li sta recuperando tutti e ci stiamo togliendo delle piccole soddisfazioni, stiamo mettendo i piccoli tasselli che ci porteranno al raggiungimento dell'obiettivo finale. Ma la partita di domenica invece com'è stata un po' più nello specifico? Allora, abbiamo agguantato il pareggio al 93esimo. Appunto. La partita, ti devo dire la verità, abbiamo approcciato anche bene. Abbiamo fatto i primi 20-30 minuti, abbiamo provato qualche giocata, siamo arrivati diverse volte alla conclusione. Ci è stato negato un rigore dove l'arbitro aveva fischiato, dopo qualche secondo il guardaline ha alzato la bandierina e l'arbitro l'ha ascoltato, anche se lui aveva capito e ha comunicato anche a noi che il rigore c'era, il Sì. fuorigioco era successivo a una pre- giocata di un difensore e Sì, quindi sì. non contava più. Niente, abbiamo preso gol poi a 10 minuti al fine del primo tempo. Inizio secondo tempo un po' così così, anche perché per noi era uno scontro diretto, era fondamentale vincerlo. Ci siamo catapultati tutti in avanti e abbiamo trovato il pareggio al 93esimo. Come la partita è andata, siamo stati in avanti noi tutta la partita, loro ci hanno fatto gol su palla inattiva al 93esimo e l'abbiamo fatto noi al ritorno. Ecco. Abbiamo pareggiato i conti, ecco. Ma visto che hai parlato della partita d'andata, volevo chiederti, a livello offensivo, nel girone d'andata avete fatto tanta fatica a fare gol. Adesso mi sembra che abbiate oliato un po' di più i meccanismi, ovviamente sono cambiati tanti giocatori, ma come ha fatto il mister al di là dei nuovi innesti a cambiare un po' questo trend? Beh, allora sicuramente adesso abbiamo un'identità di gioco, adesso ci siamo specializzati nel 4-3, abbiamo cambiato tutti e tre i giocatori Sì. perché è arrivato Meneses come prima punta, e da una parte Caraffa e dall'altra Ndiaye. Capogna era entrato domenica dopo che ha avuto un problema al tendine, anche lui adesso ci darà una grossa mano. Comunque con due giocatori così sugli esterni è molto più facile creare palle gol. Non so se sono arrivati gli ospiti, se no continuiamo No, dritti ancora come Richiamo dicevamo. ufficiale agli ospiti, ai nostri richiamo ufficiale ai nostri classici ospiti Sì, Giovanni sì, Capobianco e Manuel Pascali. richiamo. Andiamo a vedere i risultati del girone B, nel frattempo poi li commenteremo anche con loro, anche perché delle partite di Folgore e Trizium abbiamo già parlato. Desenzano Ponte San Pietro 0-0, punto di speranza per gli ospiti e pareggio che rischia di compromettere definitivamente la corsa playoff per il Desenzano, e questo sarà un argomento importante, come quello dell'altro 0-0, quello tra Club Milano e Legnano, che sicuramente
da un punto di ulteriore tranquillità al Club Milano, invece che così come quelle dei Lilla. Crema Clivense 0-1, sconfitta che costa la parecchia, la panchina, pardon, ad Andrea Danesi. Crema che ha già comunicato il nuovo allenatore, sarà una scelta interna, sarà Michele Piccolo, e vedremo se con questa mossa riusciranno a ritrovare un po' di linfa per questo finale di stagione. La Folgore Caratese, appunto, come abbiamo già sottolineato, convince 2-0 contro la seconda della classe, 3 punti importantissimi grazie ai gol di Panatti e Esposito. Pro Palazzolo 1-1 con il Caldiero, che era sicuramente il match maggiormente attenzionato, visto anche il rinvio di Arconatese Piacenza. Un rosso per parte, il Caldiero trova il vantaggio, poi subisce l'1-1, 2 minuti dopo finisce appunto in pareggio e si sfrega le mani l'Arconatese capolista, che giocherà appunto il recupero contro il Piacenza. Chiude Virtus Ciserano Bergamo Villavalle con la vittoria esterna per 2-1 del Villavalle. Volevo fare una domanda a Caravaggio Brusaporto che hanno giocato oggi, scusa. Caravaggio Brusaporto, partita di oggi 0-2, sì, chiaramente. Brusaporto, e in tutto questo, mentre leggevi i risultati, è arrivato anche il buon Giovanni Capobianco. Oh. Signor Giovanni Capobianco, che introduciamo velocemente, ma qui chiediamo subito una domanda importante. Ma chi lo vince sto campionato, Giovanni? Di quale girone stiamo parlando? Del B? Girone B. Però se vuoi dirci chi vince tutti i sì, gironi, esatto, puoi se dircelo, vuoi dirceli tutti dalla prima all'ultima, accettiamo anche quel pronostico lì. Allora, io sono un grosso estimatore del Caldiero e della Varesina. Ho amicizie all'interno dell'Arconatese che mi fanno tifare anche per l'Arconatese. Però quindi, per non far scontento no. nessuno, dici il Piacenza. No. La squadra che gioca meglio a calcio, a mio avviso, è la Varesina, che rispecchia quello che è il mio modo di vedere il calcio. Una squadra iperpropositiva, nonostante poi sia stata ben imbrigliata dalla Folgore nella partita scorsa. Ho avuto modo di ammirarla in tantissime occasioni ed esprime un gioco che a me piace tantissimo. Quindi secondo me chi fa calcio propositivo merita di vincere, merita di stare in alto, merita di ottenere risultati. Il Caldiero è la squadra più completa in ogni reparto, ma sta avendo dei cali di flessione, cioè delle piccole flessioni che non mi aspettavo. Andrò contro tendenza, non credo che Piacenza possa farcela non per ragioni di rosa, ma per questioni legate a pressioni e probabilmente anche a qualche problemino interno, visto la carenza di risultati. Da tifoso, non tanto da addetto ai lavori, ma da tifoso io faccio il tifo per la Varesina, perché ha un programma che va avanti da un po' di anni, ha 2 direttori molto intelligenti che si muovono sul mercato senza sbagliare un colpo, in maniera oculata, lavorando bene sui giovani, sono presenti sul territorio, li trovi praticamente ovunque. Per me la Varesina ha il progetto più bello e quello che da un punto di vista, diciamo, romantico, meriterebbe la vittoria. Per me se la giocherà col Caldiero fino alla fine. Angelo, a te ha impressionato una squadra più delle altre tra queste 5 che in questo momento sono in zona playoff? No, dico, per me è il Caldiero. Poi sarà che io ero rientrato da 2 mesi e andavano il triplo di me. Però il Caldiero è quello che mi ha impressionato più di tutti. Alessandro, confermi o... Anch'io dico Caldiero, è quella che mi ha impressionato di più di tutte quelle che sono là davanti. Vabbè, anche perché il Piacenza ve lo siete mangiato, diciamo. No, scherzo. Però effettivamente è così, avete fatto una gran partita col Piacenza, ho avuto il piacere di commentarla. Tra il resto gran gol di punizione, e avete questa cosa in comune, te e Angelo, entrambi segnate su punizione, il che è raro. Invece, tornando a parlare delle vostre squadre, la lotta a salvezza, Alessandro, come la vedi? Vi guardate, Allora, cioè, diciamo questa cosa innanzitutto, vi guardate intorno, cioè a fine partita guardate la classifica o è ancora presto, vi interessa relativamente? Allora, ti dico, per quanta fiducia c'è nella nostra squadra, perché comunque, come dicevo prima, abbiamo acquisito consapevolezza dei nostri mezzi, sappiamo che in un modo o nell'altro l'obiettivo
riusciamo a raggiungerlo. Le altre squadre vicino a noi, anche loro hanno dei valori, hanno qualità, perché il Legnano, che è un punto sotto di noi, ha dei giocatori importanti, ha appena preso Bardelloni. La Castellanzese, con cui abbiamo giocato ieri, ha individualità importanti dietro, in mezzo e davanti. La Clivense che è appena fuori dai play-out, la stessa Real Calepina. È sicuramente una bagarre tosta. Quindi noi, ti dico, dobbiamo guardare partita per partita, come abbiamo fatto con Brusaporto, col Piacenza. Nella stessa settimana abbiamo incontrato anche la Varesina, dove abbiamo preso gol a 3 minuti dalla fine, però sappiamo che ce la possiamo giocare tranquillamente con tutti e dobbiamo fare così per queste 11 partite finali. Fede, intanto è arrivato anche Pasca de Braveheart. Ma qui dobbiamo fare un'altra domanda a tradimento. Ciao Manuel. Ciao ragazzi, buonasera Ciao. a tutti, scusate il ritardo. Ma ti becchi una domanda a tradimento così al volo. Desenzano e Brusaporto, addio playoff? Così, via. Senza Dimmi, neanche passare. scusami, Fede. Desenzano e Brusaporto, addio ai playoff. Guardiamo la classifica al volo. Beh, oddio, il Brusa dopo questi 3 punti oggi, almeno io sono rimasto che ha vinto 2-0. Sì, ha vinto. Dai. Ti dirò, sembrerebbe, però dai, 4 punti, 5 punti si possono anche recuperare. Sì, è vero che il Piacenza deve giocare ancora, però ma può succedere tutto ancora. Questo, ragazzi, fino alla fine, magari all'ultimo giorno, all'ultima giornata succede qualcosa, non si sa perché sono tante squadre. Ma tante potrebbe squadre. essere, perché riflettevamo prima fuori onda sul fatto che se il Piacenza vincesse la partita con l'Arconatese, che è stata appunto 3 rinviata a punti. causa pareggio, 4 squadre, 5 squadre in 3 punti sarebbe 5 squadre in 3 era abbastanza pazzesco. pronunciato. Bello, proprio bello bello. questo campionato. Sì, e poi da non sottovalutare il Pro Palazzolo. Io ne ho parlato certo. la settimana scorsa perché avevo negli occhi la partita importante che avevano fatto contro il Ponte San Pietro. Pro Palazzolo ha 2 squadre e questo conta tantissimo poi in un campionato a 20 squadre in cui si gioca ogni 3 giorni. Una squadra che si può permettere Ravasi, Bini, in panchina e tanti altri, adesso non mi sovvengono i nomi, che in difesa ha Montesano, Bane, cioè è una tremolata, è una squadra completissima, potrebbe fare 2 formazioni. Mister sta gestendo alla grandissima le forze e anche gli equilibri quando poi si hanno dei campioni in panchina. Non è mai semplice riuscire a tenere tutti sul pezzo, invece mi sembra che ci stia riuscendo bene, quindi è un campionato apertissimo. Io, come dicevo, vado a sentimento e per me la Varesina, anche in virtù del fatto che è composta da tanti giovani e sulle ali dell'entusiasmo possono come dire, volare verso la vittoria del campionato, ho una leggera propensione, ma qui veramente stiamo lanciando la monetina perché sono in 4-5 che possono portare a casa il campionato. No, ti va dato atto del fatto che lo dici dopo una sconfitta per 2-0 proprio contro la Folgore. Perché la sensazione più che altro è che la Varesina manchi sempre quel momento in cui deve passare in testa. Quasi come se aspettasse a passare in testa per conservarsi. Sì, però ci sono anche delle partite che fanno storia a sé. Ho avuto modo di rivedere la partita con la Folgore e la Folgore ha giocato una partita impeccabile, con un'intensità altissima, impedendo quasi alla Varesina di fare il suo gioco, ma ci sono tanti meriti della Folgore e pochi demeriti della Varesina in questa partita. Quindi per me è una partita che è un incidente di percorso, ma in cui non perde credibilità verso l'obiettivo finale la squadra di Varese. Pensa che Fede alla Varesina nel calendario ha le prossime partite che sono Varesina Arconatese, Caravaggio Varesina e Varesina Pro Palazzolo. Quindi 3 partite che sono... 2 su 3 per il Caravaggio, sì. Non sbaglio, l'ultima può essere che col Piacenza? L'ultima col Piacenza, esatto, sì. E prima il Brusaporto. Beh, c'è ancora tutte da giocare praticamente. Gli scontri diretti, diciamo. Poi devo dire che l'Arconatese il passaggio a vuoto l'ho già avuto sotto dicembre, quindi magari, sai, di solito quando vinci un campionato hai un passaggio a vuoto, poi ti riprende,
si sta riprendendo. Noi ci aspettavamo tutto il Piacenza, che lì tanto farà quello scontro diretto in settimana del 28 se non sbaglio. Sì. Tanto farà quello secondo me, perché poi potrebbe veramente il Piacenza ributtarsi in mezzo. Però il Pro Palazzolo, l'abbiamo detto a dicembre, una società che si permette di prendere De Angelis, le ultime 5 partite ha fatto 13 punti e ha preso 6 punti dal Piacenza che ne ha fatti 7 e 7 al Caldiero che ne ha fatti 6. Sì, è quella Palazzolo più sta bene. lanciata. Sta bene, sì, e anche perché sta arrivando forte, veramente prende pochissimi gol, perché ha, credo, la miglior difesa del girone. È una squadra che è forte, davanti non ti girano due, c'è altre due in panchina pronti, quindi bello, 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 bello. Ce lo Adesso godremo. abbiamo capito perché Pasca è arrivato in ritardo. Stava contando i punti che ha recuperato il Pro Palazzolo da tutte le altre Sì, squadre. ragazzi, poi sono passati tanti anni dal liceo, quindi la Ci hai messo un po', matematica- Però in compenso ha studiato. Si è presentato tardi all'interrogazione, Ma quello però ha sempre, studiato. Quello sempre, mica posso fare la figura del Gigione. Comunque, non è detto. C'era anche chi arrivava in ritardo a scuola per non presentarsi all'interrogazione. Invece te dimostri... No, io stavo fuori, chiedevo entrate tutti, no, poi entravano tutti e dovevo entrare pronto con l'ingresso a Sì. sorpresa. Pronto con l'ingresso a sorpresa. No, chiamavo a casa, mamma c'è manifestazione, ma non è vero, mi diceva dai smetti. Oh, Pana super gol, magari ne avete già Sì, parlato. Sì, bello. Vabbè, a parte, io già l'anno scorso, 2 anni fa, eri a Ciserano. L'anno scorso. Sono venuto a vedere una partita, scritto subito a Brogno, prendilo, forse era proprio contro Brognoli al Ponte Ponte. San Pietro, sì. Scritto prendilo subito, poi quest'estate l'ho visto con l'Avellino. Bravo. E qua Lì apri un tema interessante, perché Panatti è la rappresentazione concreta di quanto sia mediocre il calcio italiano quanti in siano generale. scarsi di S, stavi dicendo, Giovanni? Sì, i DS, gli osservatori, cioè è inconcepibile che un calciatore di questo livello, per avere un po' di visibilità reale, necessiti di una partita in calcio estivo, in cui ero lì al Partenio, fa una prestazione clamorosa per svegliare le antenne e gli interessi di qualche direttore dal professionismo. Ma Vanatti non va scoperto in questo modo. Vanatti va scoperto semplicemente guardando una partita qualsiasi. Ma basta vedere, non è che perché sei qua, perché poi ci sono le chat. Se Cioè, Vanatti quando gioca male è più forte dei pari ruolo. Però si capisce uno come tratta la palla, cioè contro il Ponte non è che magari avesse fatto chissà cosa, però mi ricordo che finita la partita parlammo di lui e uno che conosco io che lavora qua in zona e guarda 300 giocatori mi disse questo è fortissimo, cioè lo conosceva, ma basta vedere uno come tratta la palla, poi può giocare male quella partita, ma ragazzi, cioè, le qualità si vedono subito, uno come stoppa il pallone, come calcio. Mi fate arrossire così. Chissà quanto ti è costata questa puntata, Angelo, Sì, ma mi stanno cadendo, quindi occhio che arriva. Mi stanno cadendo. Adesso va in Turchia, ci vanno tutti. Sì, andiamo insieme, dai. Figa, no, Io un giro lo faccio tra qualche anno. Solo la stempia devo mettere a posto. Ma anche io, sembro Vegeta, sembra. Vabbè, dai. Ma approfitto di questa cosa, ma ti sono arrivate offerte dopo quella partita con l'Avellino dal professionismo? Così proprio domanda, visto che ormai è quasi in prescrizione. No, so che qualcuno aveva chiamato, ma a me direttamente nessuno. Ok, perfetto. Stagione da 10, dicevamo di qualche squadra prima, ma anche del Club Milano, intervento un po' così, perché parlavamo di... Da 11. Esatto, so che tu sei un grande ammiratore, Giovanni. Sai che cos'è? A me piace ricredermi rispetto ai pregiudizi. Nel senso che, devo essere sincero, io col Club Milano, per sentito dire, non avevo avuto quest'estate un grandissimo rapporto. Poi ho avuto modo di conoscere personalmente il direttore Merli, ci siamo sentiti spesso durante il mercato e ho avuto modo di apprezzare il suo metodo di lavoro. E quando un direttore, prima di prendere un calciatore, ti parla di aspetto psicologico, l'importanza di non mettere una prima donna in un contesto di giovani
eh, perché poteva andare a destabilizzare gli equilibri, quindi andando a valutare degli aspetti che riguardano la sfera psicologica, l'impatto di un calciatore nuovo rispetto a degli equilibri, è qualcosa che fanno in pochi. E per questo motivo io sono diventato estimatore del direttore Merli del Club Milano. E dall'altra parte non posso che apprezzare il campionato che stiano facendo, perché c'è tanto studio, mi permetto di dire, a livello scientifico dietro la costruzione di questa squadra. E io mi ricordo, scusa Giovanni, che già quest'estate ero in giro, siamo andati a vedere un triangolare che hanno fatto con la Visnova e c'era Paolino Marchi che gioca con Angelo, che si stava allenando col Club Milano perché era svincolato, era senza squadra. E anche lui disse: guarda, è una squadra che ha tutti i giovani, probabilmente nessuno neanche ha il contratto perché sono tutti con rimborso. Io ho detto: ma che bella squadretta, mi aveva molto impressionato, tant'è che poi all'inizio c'è stato un periodo in cui non faceva benissimo, era comunque secondo il loro campionato, quindi lì in zona play-out, appena fuori, ho detto: vedi che non capisco niente. Invece mi aveva proprio impressionato, ma a parte la qualità di alcuni giocatori, perché forti, una bella squadra, bella realtà, ma quando si fanno le cose veramente per bene, poi i risultati, guarda caso, non caso, tornano. Cioè, anche la sfumatura di cui ha parlato Giovanni è molto molto importante, è fondamentale. Tante volte si prendono giocatori così a caso e, e destabilizzano. Uno è in grado di stabilizzare perché poi nello spogliatoio hai magari quei 4-5 che si fanno trascinare, che aspettano soltanto di essere trascinati dalla negatività e poi succede casino. Quello è un aspetto molto molto importante Si all'interno diceva un tempo, si costruisce prima lo spogliatoio e poi la squadra in campo. C'è tanto di vero in questa massima. sì. Parlavamo però di direttori sportivi e di classifica. Mentre voi non eravate collegati, abbiamo annunciato il fatto che il Crema ha appunto annunciato il nuovo allenatore, che sarà appunto Michele Piccolo, e volevo darvi questo dato. Con l'esonero appunto del Crema siamo a 71 squadre su 158 in tutta la Serie D che hanno cambiato allenatore per un totale di 94 esoneri. Adesso non abbiamo uno storico riguardo a questo dato, però insomma è un dato che fa riflettere, visto che 94 esoneri su 158 squadre siamo ben oltre la metà. Intanto se volete Giovanni... se vuoi Giovanni dirmi magari il Crema che chance ha di salvarsi anche dopo il cambio allenatore e poi appunto se vogliamo fare un ragionamento su questo numero più che altro. Allora, io credo che oggi tutte abbiano chance di salvarsi e anche il Ponte San Pietro abbia delle grosse chance, nonostante sia terribilmente indietro, perché qui basta vincere un paio di partite di fila e si riaprono tutti i discorsi. Quindi chi è nella bagarre, Legnano, leggo Legnano, Trizium, Crema, ripeto, io credo anche in una remontata del Ponte, perché è una squadra che gioca discretamente a calcio, hanno delle buone individualità, mi sembrano abbastanza organizzati, continuano a fare partite, il pareggio col Desenzano non era semplice, quindi questo discorso vale per il Ponte, vale anche uguale in maniera pedissequa come per il Crema. Per quanto riguarda il discorso degli esoneri, non diciamo nulla di nuovo, perché io una volta mi soffermai su Transfermarkt a guardare quella che è la media di durata su una panchina di un allenatore, siamo intorno, mi sembra, a 6,7 mesi, quindi se si considera la media totale, praticamente non c'è un allenatore che faccia 2 stagioni di fila, o comunque sono rarissimi. C'è una certa tendenza che è molto italiana a non dare continuità ai progetti. Cioè, mi spiego, se io oggi ho un allenatore che mi fa una grande stagione e che io presidente, io direttore stimo, nel momento di difficoltà l'allenatore va supportato. Mi dispiace poi ritornare sempre agli stessi esempi e alle stesse persone che io conosco personalmente, però sono quelle che mi sono più vicine e quindi delle quali parlo con contezza di contenuti e di fatti. Emilio Longo oggi è il miglior allenatore in Lega Pro
per distanza rispetto a tutti, perché è secondo in classifica nel girone C di Lega Pro, con una squadra che, stando ai dati statistici dei compensi totali di squadra per girone, mi sembra che sia la terzultima del girone, con un monte ingaggi di 900.000 euro, considerando che sono società che sono sotto di loro, come il Benevento, l'Avellino, che spendono 7-8 girone milioni. difficilissimo. Il dato è importante. E Emilio Longo, nel suo esordio in Lega Pro dello scorso anno, all'8ª giornata, alla 7ª giornata, era penultimo con 7 punti. Sarebbe stato facilissimo accogliere le richieste di una piazza che magari non conosceva neanche l'allenatore, parlo del direttore, insomma, sarebbe stato per lui facilissimo esonerarlo e prenderne un altro. Il direttore ha portato avanti un'idea, ha portato avanti un pensiero, su quelle che erano le caratteristiche dell'allenatore che aveva conosciuto, sul quale aveva preso informazioni e che aveva seguito, e lo ha perseguito. Da quel momento Longo, nell'anno e mezzo solare, è l'allenatore che ha totalizzato più punti in assoluto tra i 3 gironi. Se lo avesse esonerato, se lo avesse mandato via in maniera non tempestiva, insomma, eccessivamente rapida, probabilmente oggi il campionato di Lega Pro sarebbe perso un grandissimo allenatore. Se domani questo allenatore dovesse non fare benissimo, rimane sempre lo stesso allenatore. Quindi questo per dire cosa? Che i direttori devono avere più pazienza, le piazze devono avere più pazienza prima di mandare via un allenatore. L'allenatore viene scelto seguendolo, viene scelto a giugno, a ottobre, a novembre. Non vanno mandati via gli allenatori, perché bisogna credere nei progetti. Quando è giusto mandarli via, Manuel? Sicuramente non dopo 4 giornate. No, vabbè, con un progetto nuovo. Ma ragazzi, cioè, di cosa parliamo? Purtroppo non si ha tempo, non si ha pazienza, non si crede nelle proprie idee, non si ha veramente il coraggio di prendersi le responsabilità, perché come diceva Giovanni, gli allenatori si seguono, si provano a prendere magari con 4-5 mesi di pressing asfissiante, e poi alla prima difficoltà vengono cacciati. Secondo me bisogna avere il coraggio e la responsabilità di assumersi, il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, di stare con le proprie scelte e di avere un po' di pazienza, perché poi veramente il calcio cambia. Purtroppo è un ambiente in cui la pazienza è zero, quindi se fai 0 punti in 2 partite, già il nome. Poi le nuove regole non aiutano, perché sono bellissime da un punto di vista che se viene esonerato a novembre, dicembre, puoi andare da altre parti, però creano una bagarre allucinante, cioè allenatori quasi che provano a farsi cacciare a novembre perché non sono contenti di rimanere dove sono, perché poi sanno di poter avere l'opportunità di andare a altre parti. Cioè, veramente è una fagiolata allucinante. Purtroppo il calcio è così, e guarda caso poi le società che con pochi budget hanno coraggio, idee, perseveranza, sono quelle che vanno avanti con grandissimi, straordinari successi, con zero ma con programmazione, perché fortunatamente ci sono da altre parti gente che va di pancia, che segue una piazza, che segue 2 mugugni, che segue 2 mugugni dei giocatori perché magari non sono contenti che si fanno robe nuove. Però fortunatamente c'è ancora gente, speranza in questo mondo bellissimo, perché c'è gente che lavora bene, quindi ognuno fa quello che pensa sia giusto di fare. Ovviamente non si possono cambiare 50 giocatori, ahimè, però anche se qualcuno lo fa, però è molto più semplice mandare via un allenatore. Poi bisogna anche contestualizzare, bisogna essere attenti ai perché. Cioè, Angelo ha l'esempio di Mister Parlato. Mister Parlato al suo arrivo a Karate non era partito benissimo, anzi diciamo che era partito decisamente male, però la karatese veniva da una rivoluzione che necessitava di un po' di tempo per dare la possibilità all'allenatore di far valere le proprie idee ed il proprio gioco. Gli è stato dato tempo e oggi la Folgore mi sembra che
nelle ultime 7-8 giornate, ha totalizzato 15-17 punti. 7 È una delle risultati utili squadre consecutivi. le squadre più in forma, e l'allenatore è sempre lo stesso. Sì, infatti volevo portarvi un po' su questa provocazione qui, perché io sono d'accordo col discorso che avete fatto entrambi, ma profondamente d'accordo. Però c'è anche il caso che qui davanti abbiamo due giocatori che hanno avuto un cambio di allenatore in corsa ed entrambe le squadre ne hanno beneficiato. Quindi probabilmente è sicuramente vero quello che avete detto Giovanni e Pasca, però ci sono anche delle situazioni in cui magari il cambio di allenatore è la soluzione immediata per arrivare ai risultati e ogni tanto forse non c'è il tempo materiale di aspettare anche per quelli che sono stati gli investimenti fatti in precedenza. Ma infatti Fede, scusami se ti interrompo, aggiungo questa cosa, che sia nel caso della Folgore sia nel caso della Tritium in realtà, oltre al cambio di allenatore c'è stato anche un buon cambio di giocatori nella fascia del mercato. È vero anche questo qua, in riflessione per dire che secondo me il dato di 94 esoneri è importante perché il direttore che costruisce la squadra, mi immagino, no? La squadra non gira, la colpa è dell'allenatore. Cambio l'allenatore, la squadra magari continua a non girare, allora lì diventa, tra virgolette, problema del direttore. 94 esoneri, secondo me, significa che tanti direttori hanno sbagliato a fare le squadre. Non so se siete d'accordo. No, vuol dire che su 160 squadre ci sono 90 allenatori scarsi, ma questa ma posso dire, ma il calcio, ma funziona che un direttore fa la squadra, cioè va bene, però se io ho un mister che gioca in un determinato modo, ma io lavorerò in sinergia col mister chiedendogli che giocatori ha bisogno. Cioè, perché io riporto spesso l'esempio Cittadella perché l'ho vissuto in prima persona, sono 10 anni che giocano 4-3-1-2, stessa idea di gioco, prendono giocatori funzionali e non ne sbagliano uno. Cioè, è normale, c'è sul mercato Panatti, prendo Panatti, ma voglio giocare, che cacchio ne so, 3-4-3, 3-5-2, dove me lo metto? Per esempio, lo devo inventare mezzala di qualità, devo inventare mezza punta, cioè bisogna per forza lavorare assieme col mister, se no fa la scuola al direttore che c'ha in testa di giocare in un modo, ma il mister gioca in tutt'altro, perché ho visto anche queste cose qua. Quindi, secondo me, la collaborazione come primo mattoncino è fondamentale, perché poi i direttori prendono giocatori, a volte c'è l'occasione per un giocatore, ma non mi serve, non è funzionale al modo di giocare e si crea soltanto casino che porta lì. Cioè io penso che anche questo sia fondamentale, ma sembra di dire ovvietà, ma poi non lo sono, perché comunque bisognerebbe lavorare assieme. Presidente, se mette becco, sì, no, dipende, a volte è meglio che non apra neanche parola. Però direttore, penso, l'area tecnica più il mister, la squadra bisogna farla assieme, credo. E poi le responsabilità ovviamente si dividono, perché se mister tu mi hai fatto prendere 3 giocatori che stanno facendo cagare, io sono il primo presidente a dire oh mister, ma che l'hai voluti te? Capito? Quindi non è solo responsabilità del direttore. Però vabbè. Il paradosso sembra che i direttori si tengano questo jolly che quando le cose vanno male do colpa all'allenatore. Ma il problema sta che l'allenatore è sempre stato scelto al direttore. Ragazzi, quindi se si va su un'idea, si collabora tutti. Di quello che dicevo io, no? Ma poi cosa c'è di male alzare la mano e dire sto sbagliando? Ragazzi, ma De Rossi che conferenze stampa sta facendo? Cioè, ma io penso che sia il sogno di tutti i giocatori. Sta andando tutte le volte in conferenza stampa, sbaglia qualcosa e lui dice poi sicuro li massacrano lo spogliatoio. Ma in conferenza stampa avete fatto probabilmente non sono riuscito a dare io il messaggio ai giocatori giusto. Abbiamo sbagliato l'approccio, evidentemente io ho sbagliato a far questo, ma ragazzi, cioè, ma se uno è consapevole del lavoro che fa, dell'anima, del cuore che ci mette, ma uno cammina a testa alta, il primo alzare il braccio e dire ho sbagliato. Però purtroppo volendo fare un esempio calzante, io oggi leggevo dell'esonero di Zauli. Sì, Crotone. Questo a mio avviso può essere un esonero giusto. In che senso? Perché Zauli è stato già esonerato praticamente 2 mesi fa, 3 mesi fa, non ricordo quando. La squadra insorse difendendo l'allenatore e chiedendo l'annullamento insomma dell'esonero. La proprietà, appoggiando la richiesta della squadra, quindi vedendo che l'ambiente era coeso, riammise, riqualificò l'allenatore. Oggi, dopo 3 mesi, con un Crotone che non riesce a svoltare, ci sta anche un esonero.
Però l'esonero in questo caso è un'estrema ratio, è un'ultima spiaggia per poter provare a raggiungere degli obiettivi che in questo momento il Crotone, con Zauli in panchina, non è in grado di raggiungere. Però ci hanno provato a sostenere l'allenatore, la svolta nonostante tutto in un primo momento c'era stata. Oggi il Crotone è indietro in classifica, non riesce a dare la sensazione di poter dare un senso all'investimento importante che hanno fatto quest'estate, e in questo caso ritengo che sia giusto provare a cambiare, a giocarsele tutte per provare a cambiare rotta. Direi che è un'ottima conclusione di questo argomento e direi E di comunque c'è un Ponte San Pietro Crema prossimo turno. Attenzione, perché poi queste squadrette qua che navigano nella merda tutto il campionato, se arrivano a fare i play-out è un casino, se arrivano, perché poi incontrano squadre che magari erano lì a giocarsela fino all'ultima giornata e che poi facevano i calcoli. certo. La calcolatrice. Comunque, vediamo. Cos'è? Che non sono squadre scarse. No. E quando una squadra che ha fatto male per 3/4 di campionato inizia ad inanellare 1 o 2 risultati utili, e l'entusiasmo cresce e i valori ci sono, perché al di là di Ferreira Pinto c'è Cherrumi, c'è Critta, Ghingue davanti, c'è Ponte San Pietro. Secondo me non è una squadra costruita male, è una squadra che ha tanto valore nel momento, negli 11 che scendono in campo. Io un asterisco da rivalutare da qua a 4-5 partite lo terrei con il Ponte. Sì, ma infatti è rispettabile come parere. Sapete chi non cambia sicuramente l'allenatore? La Pro Palazzolo, che ha pareggiato 1-1 col Caldiero. Neanche il Caldiero direi che cambia allenatore. Andiamo a vedere velocemente gli highlights della partita e poi ci concentriamo su qualche episodio chiave che l'ha un po' indirizzata in qualche modo. Adesso ne abbiamo anche per gli arbitri, attenzione. Per Sì, tutti dopo oggi, gli per direttori tutti. sportivi, allenatori, tutti, oggi arbitri, Cartellini il blu, io sistema. voglio vedere il cartellino blu. Adesso vediamo come potrebbe essere applicato il cartellino blu Ai portieri. agli Voglio vedere episodi. come danno il cartellino blu ai portieri, i giocatori che vanno in porta e si allenano durante la settimana ai tiri. Io questo voglio vedere. Panatti in porta per 10 minuti. Vabbè. Con la 10 comunque però. No, Andiamo me lo a- recupero un po'. Sì, in Vabbè, effetti. ti devi, 10 minuti di pausa. ti devi allenare in porta durante la settimana, dai ragazzi, tiri in porta, vai Pana, vai in porta che se buttano Chi segna fuori- va in porta. Ma ragazzi, è giusto così. Oh, però se ne pari una per sbaglio come sei fatto gol alla fine, No, no? ma poi vedrai che andranno a cercare i giocatori Che forti vanno- in porta, che sono forti in porta. Cioè, tipo Giroud gioca altri 10 anni perché è forte in porta. Che Spettacolo. bello. Highlights? Vai. Un po' Highlights. come la GOAT League. Gobetti trova la sfera, possibilità quindi per Bitiene che dà per Fasan, lui sì che supera l'avversario, calcio di punizione, addirittura arriva il cartellino rosso per Bane. Attenzione alla svolta del match al 28esimo minuto, canovaccio della partita, Filiciotto con dei passi per mettere in mezzo il pallone, lo fa, adesso arriva l'incursione, una maglia che si allunga, l'arbitro segnala che non c'è nulla, c'è Rossi, un po' più staccato invece Baldanè per una potenziale ribattuta, arriva ora il cross in mezzo, salta sicuro, mangia poco, la fa sua, è finito anche a terra Boschetti per un contrasto, attenzione al rosso, al cartellino rosso, ristabilita quasi immediatamente la parità numerica, è stato Gobetti a colpire a palla lontana Boschetti, altro episodio da VAR al 41esimo minuto, adesso è davvero bagarre di primo tempo. Vi ricordiamo anche i nuovi assetti tattici delle due formazioni, con la Pro che a questo punto si schiera a 4 avendo perso il centrale della propria difesa Bane. Attenzione però, seguiamo il destro di De Angelis, lo squillo da lontanissimo, un capolavoro, un fulmine a ciel sereno al 23esimo minuto della ripresa, il Caldiero passa in vantaggio, una bordata da fuori, tutta la squadra esultare.
Boschetti cerca subito la carica arrembante, la prova per ristabilire il pari. Boic! Il miracolo di Cucci! Una tolta da sotto la traversa il 22 del Caldiero. Parte la rincorsa dell'11, quasi alla Roberto Carlos coi passetti. Boschetti! Piega le mani di Cucci, ha pareggiato la Pro Palazzolo e festa grande al Comunale. Il sinistro di Boschetti, non irresistibile stavolta Cucci, ma è 1-1 al Comunale. Ha segnato la Pro Palazzolo! Ancora una volta però energia dalla difesa del Caldiero, sempre Fasana, ancora Fasan, che partita del 10 che si lancia ancora una volta, attacca solo lui, il 10 con un cioccolatino, ma c'è la posizione irregolare segnalata dall'assistente sul assist di Fasan. È partito con un attimo di troppo anticipo l'attacco del Caldiero e sul triplice fischio quindi si aspettava il colpaccio per capire se la Pro soffrisse o meno di vertigini e non c'è stato. Si aspettava il colpaccio per tornare sui binari giusti del Caldiero e non c'è stato purtroppo per la formazione ospite nemmeno quello. È 1-1 dal Comunale di Palazzolo, tra Pro Palazzolo e Caldiero. Decide il super gol di Filiciotto e il pareggio sulla punizione di Boschetti, forse un pari che scontenta entrambe. Allora questi erano gli highlights di Pro Palazzolo Caldiero 1-1, un sacco di cose di cui parlare, dalle 2 espulsioni in 40 minuti ai 2 bei gol. Scegli tu Manuel, cosa ti ha impressionato di più di questi 3 minuti densi di highlight? Beh, l'Eurogol di Feliciotto e poi l'eventuale, dicevamo fuori onda, l'eventuale cartellino blu che l'arbitro avrebbe potuto sciorinare a Bakayoko. Vogliamo vederlo l'episodio? Allora ci giochiamo subito il primo, perché appunto al 26esimo minuto rosso a Bane per questo intervento qui. Beh, va a calciare, dai, qua ci può stare. Ci può stare. Dice che ci può stare. Vedi, secondo me il terzino di là non riesce a riprenderlo. Il terzino, quello alla sua destra no, quello centrale che taglia probabilmente nemmeno. Va sul palo. Ma va più in che altro porta, io no, questo- Pascali. Con sto campo l'avrei lasciato calciare. Tanto l'unico- l'avrebbe fatto. Vado Guardo matto. le sì, avrebbe tirato di tibia, perché ragazzi, ma guarda la palla cosa fa. Ma che roba, guarda quanti rimbalzi fa. Ma magari poi ha aiutato Boschetti sulla punizione, perché lì Boschetti è poteva saltata. arrivarci. No, ma dico sulla punizione di Boschetti sul gol dell'1-1, No, lì è saltata un po' di dalla volte. regia dicono che Ravasi abbia toccato e stia combattendo con la Lega per No, a me ha confessato così e poi non lo so. Ha fatto ricorso. pur di rubarsi un gol, ragazzi, gli attaccanti ammazzerebbero. Ma è giusto, ma è giusto. Vabbè, Ma anche tu là sei ci da vuole quella parte, ma mestiere, sì, anche io. Quando c'è Ieri qualche bonus ricordo lì, un bisogna altro- portarlo. Cico, non la tocca nessuno, Alma comincia ad esultare girando intorno alla bandierina. Era lontano 4 metri dall'azione del gol. Ma perché quando non si capisce chi ha segnato quello che esulta di più. Esatto. Come la rimessa Io mi dubbia, ricordo che una quello che volta prende batte la una rimessa, volta- capito? Una volta a Foligno eravamo partiti in 6 o 7, c'era una punizione, eravamo partiti in 6 o 7 in direzioni diverse. Tutti che fanno numero. Sì, tutti. C'era che alla fine nessuno era riuscito a rubare. Oh, Pasca, pensa a Paolino Marchi quest'anno che non segnava mai tipo da 6 Due. anni. Eh? Sì, ma aspetta, col Piacenza ha fatto gol e l'ha andato a Barranco. La partita dopo ha segnato contro cosa che era? Sì, La Castellanzese e l'ha andata a Arpino. Neanche un Vabbè, gol. però poi lui se l'è rubato. Poverino. Sì, vabbè. Altruista. Vabbè, avrà fatto la gabola e si fa dare mezzo bonus da... Sì, può essere. Andiamo a vedere il secondo episodio, che è invece quello del rigore non dato al Caldiero. 33esimo minuto. Maglia che si allunga in area di rigore e rigore non fischiato. Non lo so, qui effettivamente la maglia si allunga e sembra che il giocatore ci possa arrivare. Forse non se l'è sentita l'arbitro di dare il doppio torto, ci può stare. la doppia penalizzazione al Palazzolo. Io mi sbilancio, per me è rigore netto, Dalla regia si prendono questa responsabilità. Beh, non arriva sul pallone. Minchia, Calciatori, che dite? Alessandro?
Per me è rigore. Per te rigore? Sì, Angelo? a darlo. Ok, quindi su io questo dico siamo più o meno che d'accordo. Io ti... per quanto Vai, vai. sono grosso io, se io prendo posizione in quel modo, mi puoi tirare quanto vuoi. Oggi con le maglie larghe, elasticizzate, la devi fare gol. C'è una tendenza a cadere troppo facilmente. Poi, Ma sai che secondo me invece cerca di restare in piedi lui? Però secondo me lì a porta vuota non ti lanci mai, cerchi sempre di tirare, no? Sì, perché altro la tocca lì, quasi quasi vai giù, non toccarla neanche. Forse anche da Mi quello sembra si è che fatto ingannare l'arbitro, dal grosso fatto che lui per poi non abbia colpito il prenderla. pallone senza... Io ti dirò, l'arbitro, io che sono un po' malato, l'arbitro è in posizione sbagliata. Esatto, perché troppo l'arbitro secondo me vicino- non vede bene, perché ha davanti il difensore Te rispetto lo fai No, rivedere ma che io perché non ci ho fatto posizione caso? sbagliata, ti spiego il perché. Tecnicamente lui è dal lato del guardialinea, ma vabbè, vi sto facendo Guarda un'analisi. il Il cinema, lume le ci parole, basta, il di, lume. le parole di Manuel e la regia Oh, di sì. Jack. Guarda, lui non deve essere da quella parte, perché da quella parte lì la corsa in diagonale che insegnano a tutti gli arbitri è quella da andare dalla parte lontana dell'assistente. Lui non deve essere lì, deve essere dove c'è la D dell'area. Perché vabbè, noi parliamo di queste robe qua in redazione in Serie A, quindi Sì. è troppo vicino là. Lui dovrebbe essere di qua e quell'episodio probabilmente lo vedrebbe. Certo, perché se tu poi guardi da dove li tira la maglia, vedi che davanti c'è il difensore. Se tu adesso ti immagini certo. la proiezione dell'arbitro, Sì. non vede che gli tira la maglia, capito? No, perché è troppo vicino al suo assistente. L'assistente, per la posizione in cui l'arbitro è, l'assistente doveva essere da questa parte, allora Certo. l'assistente lo vede. Invece l'arbitro doveva correre nella diagonale dove non ci sono gli assistenti. Vabbè, la grande farà anche l'arbitro, penso. Ma quante ne sa Manuel Sì, Pascali? ma veramente è una roba incredibile, questa è una lezione pazzesca. Boh, mi scrivono tipo ti scrive Rocchi, Pascali che cazzo stai dicendo? Rocky che guarda D-Time e salutiamo. Sì, è un chiaramente. grande nostro fan. È un grande nostro fan. Terzo episodio, non solo non voleva dare la doppia penalizzazione al Pro Palazzolo l'arbitro, forse, e adesso un po' severo qui, voleva compensare immediatamente. Sì. Cioè, in realtà la manata c'è, il gesto è onestamente sì, abbastanza Allora, stupido. qua c'è da dire che l'arbitro è a 20 centimetri, quindi Esatto. qua almeno è messo bene. Qui La proprio mia domanda vedi. è: ma perché continua a cinturarlo se la palla ce l'ha il portiere? Per farsi mettere la mano in faccia, esattamente per Bravo. questo motivo. Sì, che poi certe dinamiche, ragazzi, cioè ormai quando l'arbitro dà un rosso, a meno che non è proprio un cazzotto con sangue, qualche dubbio ce l'ha. Aspetta subito il primo episodio, abbastanza vicino anche in ordine temporale per cacciare l'altro, cioè la legge scritta. E il polletto c'è cascato. Esatto, è successo tutto tra il 26esimo e il 40esimo, il che in realtà ci ha permesso di goderci un secondo tempo spettacolare, forse anche proprio grazie a questa scelta dell'arbitro 10 contro 10, sono state azioni da una parte e dall'altra. Invece di solito con le partite del Pro Palazzolo sono sempre un po' Sì. bloccate. Vabbè, ci ha permesso anche di vedere questo. Appunto questo pareggio poi dà anche più valore a Arconatese Piacenza, big match che lo ricordiamo si giocherà il 28 di febbraio. Direi che possiamo ringraziare i nostri ospiti, grazie ad Alessandro Maspero per essere stato con noi, anche Angelo Grazie a Panatti voi. per aver Grazie a voi, partecipato. buona Ciao serata. ragazzi, bocca al lupo. Grazie mille, Ciao, in bocca al ragazzi, lupo per il grazie. proseguimento. Ciao. Ciao. E allora, prima di introdurre il nostro amico Cassese, che non so se è dietro le quinte. No, non è ancora o arrivato, ma non è sta ancora- arrivando. Non è ancora arrivato. Parliamo appunto di Arconatese Piacenza, che si giocherà il 28. Abbiamo già parlato un po' di queste due squadre. Non so, che vi aspettate per quella partita là? Cioè, secondo voi è un vantaggio il fatto che, appunto, intanto diamo contesto perché forse prima non l'abbiamo spiegato. Il Piacenza ha chiesto il rinvio di questa partita perché aveva un giocatore impegnato nel torneo di Viareggio e può farlo senza dover aspettare il benestare dell'altra squadra. I Insomma, può farlo. Bassanini, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine. Ok. Secondo voi è un vantaggio giocarla fra 10 giorni invece che adesso, quando c'era A l'altro? parte che di cosa parliamo, perché comunque giocano il campionato quando c'è la Coppa d'Africa, però vabbè. Vabbè.
Comunque, Sì, però la Serie D più gioca che al Viareggio e altro- rimpiano le partite, no? È vero, è incredibile. Ragazzi, vabbè. Vabbè, Comunque, possiamo più dire che che la Serie D altro forse è se lo può permettere perché c'ha un po' di spazio tra una partita e l'altra, invece sono scannati in Più che Serie. altro è tosta per il Piacenza, nel senso, perché se dovesse perdere sarebbe una bella spallata, perché l'Alconatese Mm. andrebbe a 56, Piacenza rimarrebbe a 47, una distanza che poi sarebbe difficile da colmare. Quindi Anche perché poi ti apri a più tutte le squadre dietro. Cioè, nel senso è che se più- vinci a 50 le metti a nanna. Sì, Se no, sì, se sì, no no, sei- è più forse importante, cioè l'Alconatese paradossalmente, anche dico, un pareggio in casa, sì, in casa vuoi sempre vincere, però il Piacenza potrebbe anche starci, e più che il Piacenza deve stare attento, perché noi lo stiamo dicendo, l'aspettiamo, però sta balbettando, è vero che sono tutte lì, però è il momento di spingere, perché comunque il tempo stringe. Sì, diciamo che se l'Arconatese dovesse perdere, alla fine della partita sarebbe comunque prima lo stesso. Il Piacenza, se dovesse perdere, si trova a 9 punti dall'Arconatese, che sono tanti. Intanto è arrivato il nostro amico Pasquale Cassese. Salve, buonasera a tutti. Salve, Pres. C'è un uomo dagli ultimi Come minuti un state? po' come la sua squadra, eh? Mi Sì, sembra di fa aver, parte di del mio aver carattere, ve lo capito. dissi. Pazzo Riccione Amalo, queste Sì, è rimontone. vero. Con una squadra forte, peraltro. Con una squadra forte. 2-0, 2-2. Esatto, Con una diamo un squadra attimo di forte. contesto. Però- Avezzano 2-2 Rizzone, primo tempo Sì, sono- 0-0. Sì, ma è Scusa, più scusa l'amarezza Press. per aver perso 2 punti che per aver preso un punto, perché secondo me chi meritava ieri eravamo noi. Primo tempo fatto in maniera spettacolare, ci è mancato il gol. Poi il calcio si sa, non sei cinico, non sfrutti le occasioni, le prendi poi. A inizio secondo E tempo, approccio sì, sbagliato, no? potevamo- Nono e tredicesimo. non è un fatto di approccio, se è un fatto della partita è sullo 0-0, tanto alla fine non cambia nulla. Sai, quelle classiche partite che ormai dici se segno vinco io, cioè, gli altri non segneranno mai. E invece poi sei superficiale su certe cose, prendi gol, rischi poi l'imbarcata, perché sul 2-0 puoi rischiare l'imbarcata con loro. E invece no. Abbiamo anche poi sbagliato un paio di azioni sul 2-2 che potevi fare il 3-2, diventava spettacolare. Però va bene Ti così. parlo negli spogliatoi dal primo e secondo tempo, presto. No. No, perché il risultato era ancora 0-0. Ci fosse stato un time out. Però rimontare l'Avezzano fuori casa in 20 minuti sotto 2-0 è tanta roba. 14-15 minuti, sì. Se te lo dicevano 2 mesi fa, Press, non so se ci credevi, eh. Ma no, te lo dissi, è un gruppo nuovo nelle situazioni, nuovo nel come si affrontano le battaglie, nuovo, cioè è un gruppo dove non era digli nulla, perché ti guardi negli occhi e capiscono cosa devono fare. Quindi Però è un ogni gruppo tanto che- si è un distraggono gruppo che ancora. ora- No, capito? Però ogni tanto si distraggono ancora. Cioè, l'inizio. Sì, ma però aspetta, devi mettere che loro avevano Tuncarà in avanti. Questo è un ragazzo che fino a Lui 4 giocava in anni fa Serie B. esatto. E poi Sarri, se vi ricordate, si parlava Napoli all'epoca, Sì. quando ci stava pure chi stava alla Lazio, se non sbaglio, c'era Mialovic che diceva questo è uno dei più maggiori talenti che ho visto. Sì, lui È un sarà ragazzo forte, è uno che ha dimensione della categoria, non ci azzecca niente. Mhm. Questa è gente forte, Roberti, De Silvestro. Cioè, ti posso fare nomi su nomi, una squadra lunghissima come rosa, fortissima, e tu c'è una difesa che a parte Siku, che è un 90, 95, gli altri sono tutti quanti 2000, 2001, portiere 2003. Cioè, devi pure mettere questo, C'è tanta roba per me, Sì. Condivisibile, L'unica cosa che hanno condivisibile. vinto tutti, Press, dietro hanno vinto tutti. Ma si sapeva, mano si sapeva. Si sapeva perché si sono rinforzate tutte dietro. Questo secondo me è uno dei gironi più difficili, lo dicemmo già, di tutta la Serie D. Il girone F quest'anno è un inferno, Piazze, l'inferno di Dante. Sì. Piazze, clima, stadi, tifosi, tosto, un girone tosto. No, poi sono tutte Però- agguerrite, anche le neopromosse. Guardavo l'Atletico Ascoli. Però che- c'è solo poi quel baratro delle ultime 3, perché è un po' quel neo del Fano terzultimo a 19 che sta andando nel baratro, capito? Poi bisogna poi vedere poi cioè, fra 4-5 partite che succede, che se il Fano non fa più di 2-3 punti
diciamo 3 già sono spacciate. Può darsi pure che magari una allunga e quindi play-out non si faranno manco. Certo. Io mi sono distratto a leggere la carriera di Tuncarà perché mi interessava, mi è acceso per Sì, capire. ma lui era una promessa. Esce sì. dalla Dalla Lazio. Foggia. No, Lazio e poi Foggia è stato l'anno scorso. L'anno scorso era Foggia, sì, ma poi ha fatto Lazio, Crotone, Salernitana, Lazio, poi è andato in Albania al Flamurtari, in Serie A. Poi Sciaffusa, Zemplin, che Sì, stavo Avellino. cercando di dove fosse, Zemplin mi sembra Bosnia, se non vado errato. Poi è tornato in Italia, Viterbese, Cittadella in Serie B, 3 gol, Sì, 2021-22, cioè parliamo Ma lui di... poi mi sa che sai che è stato sospeso per o doping o qualcosa del genere. Lui giocava, lui o Nel caso chiediamo Conco scusa non davanti. fosse così, chiaramente. No, Diciamo, magari è mi sto un'ipotesi. confondendo, ma era successo qualcosa perché lui o Cuonco ex Bologna erano i due titolari, hanno iniziato fortissimo e poi uno è stato squalificato per doping, forse l'altro, ma anche lui è successo qualcosa, è stato fuori una marea di tempo. Vabbè, per Sì, ma chiudere questo Cittadella, è- Avellino, è- Foggia. Questo è uno che Avellino prendeva 180.000 euro netti sul contratto, eh. Parliamo di un professionista, eh. A fare Ti sei già l'attaccante informato fresco. per il prossimo anno? No, non sono prototipi di giocatori per me. Solo gente affamata. Sì, bravo. Quella è un po' la chiave, Press. Tutte Sì, è le proprio quella la categorie. chiave. La chiave dell'acqua è proprio quella. Proprio quella. Vabbè, non so se vuoi spiegarci come li scegli i giocatori quando vai a parlarci. Cos'è la prima cosa che guardi, Press? Allora, in primis mi devono comunque dare qualcosa in più a livello umano, in primis, che poi Malum è poi il calciatore. Poi, sai, Ma non deve essere troppo arrogante, non deve essere troppo timido. No, guarda, a me poi la persona alla fine, quello anche arrogante che poi ti dice quello che pensa, onestamente ha la mia stima. A me non piacciono molto quelli troppo furbetti, cioè nel senso, sai, quello che ti vuole far vedere la luna nel pozzo e poi alla fine poi giri e ti rimane niente in mano. Poi un'altra cosa che chiedo è che segno sei, sempre. Perché sono molto fatalista Quali con i sono Come segni Domenech. quelli che non prenderesti mai? Che adesso vediamo se ci inchioda. No, ma Vediamo un se un po', giorno sai, ti potrà mai collaborare col Press. no. Vabbè, io sono acquario, quindi un po' gli acquari, sai, perché sono un po' pazzi, un po' fantasiosi, mi piacciono molto. I capricorni pure mi piacciono perché sono tosti, eccetera, eccetera. E poi Vergine magari come vai, Presco? I vergini come vai? coi vergini mio padre era vergine, era durissimo, orgogliosissimo. Quindi il rapporto... Mai dire Ecco. ho sbagliato, è sempre tosto, una roccia. Ariete pure mi piace, Manuel. un po' il cancro, non Impazzisco. l'ho mai capito, un po' il leone, non l'ho mai capiti. Io sono Abbiamo infatti Press. in collegamento Paolo Fox. Esatto. Che Come ci- costruire una rosa Dovrebbe entrare vincente? Ma ragazzi, non so se lo sapete, ma Raymond Domenech, l'ex allenatore della Francia, Sì, è sceglieva i vero, giocatori bravo in base Fede. al segno zodiacale. Una Incredibile. storia bellissima. Oppure Taribo West che disse a Lippi non perché mi fai giocare e Dio mi ha detto che devo giocare e Lippi rispose a me non ha detto niente. Questo pure è bello. Comunque La prossima vi dico state un mettendo- dato, abbiamo messo i biglietti in vendita, sono stati polverizzati in un'ora, quasi 1000 biglietti. Quella. Ma per la prossima partita o parlo di quella già Per giocata? la prossima la con la Samba Bettese, Samp. con la Sambo. Figo. Sì, vabbè, bella bellissima partita. Cavolo. Come dice il mio mister, sarà bella se vinciamo. Quello sì. Vabbè, ma sai forse vi siete messi nelle condizioni per godervela anche se non vincete. Che questo forse è la cosa migliore. Non lo vogliamo così. solo Ma no, vabbè, adesso Press è la prima in classifica, la seconda in classifica. No, dico, ho no, è possibile, no, dico è possibile, però nel senso pareggiate 1-1, ve la siete goduta comunque, dico. Vabbè, forse mi accontento io, sono Press, forse è sincero, colpa mia. se tu oggi mi dici per firmi per il pareggio, ti dico di no. No. Perché se devo perdere, dobbiamo perdere a modo nostro, uscendo con la testa alta. Se dobbiamo vincere a testa alta con gli applausi. Quindi se pareggiamo, però non
non esiste firmare per qualcosa prima o accettare qualcosa prima. Le partite vanno giocate, poi ogni partita ha una storia a sé. Quindi ha una il storia a presidente sé. sta dicendo che non firmerebbe per vincere giocando male contro la San Benedettese. Questo qua è... Possiamo farlo come Questo qua non lo so se è proprio quello che... comunicato, io ci credo. Anche perché Cortomuso. sarà una sfida divertente, perché la San Benedettese miglior attacco, il Riccione in questo momento ha il quinto miglior attacco. Non andate in pelagare, che poi il press deve Fede, che poi... Speriamo una partita divertente. Non andare a dire miglior difesa perché poi è un casino. Miglior attacco contro quinto miglior attacco vuol dire che magari giochiamoci un over a casa, giocatevi l'over, non so cosa... Sicuramente sarà una partita di gol, sicuramente. Sono convinto pure io. Speriamo. Voi... Anche se poi lo stesso Fossombrone, che tutti quanti quando abbiamo vinto, sai, sembrava una vittoria giusto per, è una squadra che ha pareggiato 1-1 con la San Benedettese. Te lo dissi pure io, no? Una squadra tosta, che era la miglior difesa del campionato, da noi ha preso 3 gol. Io lo dissi che avevo visto dei spiragli molto positivi, perché cioè, quando batti certe squadre che non prendono gol facilmente, significa che hai fatto bene, no? Stai facendo bene. Ma tu dicevi, Press, che secondo te è la favorita tra le due, vero? La San Benedettese più forte? Per me sì. Ma sai cos'è? Che lo dissi già all'epoca, cioè se perdono il campionato è veramente è perché lo vogliono perdere loro, ma perché la piazza è tutta una questione. Cioè, oggi vedere la Samp in Serie C, c'è una piazza che ti fa in un'ora più di 1000 biglietti polverizzati, ma di che parliamo? Settore ospiti, Press, quanti ne tiene il vostro stadietto? Allora, diciamo tra la regolamentazione, il fatto che lo stadio è nuovo, alcune barriere sono ancora da fare, più o meno ora sono circa 1500 in curva, e poi stiamo vedendo di dividere le tribune, fare una tribuna solo per la San Benedettese, facendo dei biglietti separati con un rafforzamento con gli steward, diciamo delle diagonali messi apposta per non mettere, diciamo, a repentaglio le persone. Forse la classica diagonale difensiva. Sì, arriveremo quasi al 2000. Bello. Sì, questa è una bella partita veramente. Ve la siete meritata, arrivare come siete arrivati te, aver creato quell'entusiasmo è comunque bello. Cioè, sì, 6 risultati utili consecutivi, 2 punti a media partita, va bene, dai. Sarebbe la ciliegina sulla torta, sarebbe... Sì, ma sarebbe bello perché questa è la classica partita che va a fine della storia. Anche se poi vince la Samp il campionato e magari vinciamo con la Samp noi, la Samp vince il campionato, finisce la storia perché ti racconteranno tutti della disfatta di Riccione, roba varia. Quindi io voglio finire la storia. Facciamo così, Press, se vincete ci mandi una maglia. Per forza. Dai, va bene, fatto. Dovevamo pur prenderci qualcosa in questo momento del Riccione, visto che l'abbiamo anche stimolato, insomma. Poi non so se avete visto, stiamo facendo giocare 2 partite, un 2006, Jeremy. Non so se avete visto. No, non ci avevo fatto caso. Forte? Real Madrid? No. Settore giovanile del Standard Liegi, giocatore molto valido. Lo Standard Liegi, ma veramente? magari scusa, magari non c'entra niente con l'ex giocatore del Real Madrid di centrocampista, no? Perché anche no, non lo so, lui si chiama Jeremy Morai, però non lo so. Dove però l'avete pescato? Infatti è proprio quello che volevo chiedergli io. Settore giovanile dello Standard Liegi. Ho capito, non gli hanno fatto poi il contratto. Bel giocatore, 2006, veramente un bel giocatore. Ma dai, pazzesco. Prospettiva, Press? Grande prospettiva. E domani arriva la chiamata di Giovanni. Ma tu mi stai in privato prima di dirlo in diretta nazionale, qui me lo devi mandare. Assolutamente. Domani mattina chiamata 3, il Press, Giovanni. No, e Jeremy Morai, centrocampista qui vedo. Sì, sì, è un quinto. Sta giocando quinto. Bene. E anche il nostro spazio consigli l'abbiamo concluso. Esaudito. Diciamo che ci vediamo settimana prossima perché appunto dovremmo sapere se otterremo la nostra maglia dello United Riccione o no.
E vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito, compresi i ragazzi di Folgore Caratese e Trizium che sono passati prima. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre ore 19:30, sempre qui su D-Time, e ci vediamo. Va bene. Ciao Ciao, ragazzi, ragazzi. ciao, ciao, ciao. Bocca al lupo. Ciao, a presto, ciao, Crepi, arrivederci ragazzi, ciao. Ciao.